mister, una vittoria importante, consolidata e legittimata sin dai primi 20 minuti in cui la squadra, oltre a consolidarla, ha sempre combattuto durante la gara. Forse è quello anche che ha messo maggiormente in difficoltà il pubblico. Ma penso la partita l'abbiamo vinta al primo tempo. Abbiamo fatto un primo tempo, secondo me, di altissimo livello, con qualità, con fisicità anche. E potevamo chiuderla con qualche gol in più, secondo me, anche il primo tempo e chiudere la partita definitivamente. Questi ragazzi mi stanno sorprendendo partita dopo partita anche a me, perché stanno facendo delle cose straordinarie sinceramente, ma parlo anche come atteggiamento, come voglia di riconquistare la palla quando si perde, con voglia di non perdere neanche un duello in mezzo al campo, e questo sta facendo la differenza. Quindi abbiamo la nostra identità, la consapevolezza non deve diventare presunzione, perché basta poco poi per scivolare in atteggiamenti sbagliati, ecco. Quindi, però anche oggi i ragazzi hanno fatto una grande partita. Infatti questa Torres non smette mai di crescere, come non smette mai di stupire. Oggi ha consolidato subito nei primi minuti appunto il risultato, riuscendo a fare un passo in avanti rispetto a quanto fatto nelle ultime prestazioni, in partite magari un pochettino più sofferte. Ma forse ci stiamo abituando un po' troppo bene con questi ragazzi. Andiamo a cercare forse sempre. Il livello qui è diventato alto, altissimo. Quindi se poi cominciamo a pensare, noi dobbiamo andare avanti per la strada nostra, ripeto, questi ragazzi ci stanno abituando bene, perché parlo vedendo le partite. Voglio essere anche un po' in Serie C, ne vedo poche di squadre che giocano in questo modo, sinceramente. Quindi è merito dei ragazzi che stanno facendo qualcosa di straordinario, e con la consapevolezza però che non deve diventare presunzione, questo è fondamentale. Ecco, appunto, quanto è mancato Zecca? Oggi si è visto anche, ha preso una traversa, ha sfiorato il gol del 3-0 per 2 volte, ecco quanto è importante. Zecca è un giocatore importante, però siamo andati avanti anche senza di lui, abbiamo vinto senza di lui, quindi questa è la dimostrazione che la rosa è valida, la bontà della rosa è importante, quindi chiaramente spero sempre di avere tutti a disposizione per poter scegliere, ecco, questo sì, però fino adesso chi è entrato, chi è subentrato, chi ha sostituito, hanno fatto tutti alla grande. Ecco, per essere Pignoli, guardando il pallone all'uovo, peccato per quel gol nel finale. Sì, l'unica cosa che mi ha dato fastidio è il gol, che era evitabilissimo e si poteva evitare, questo sì. Gigi, dopo 3 giornate finalmente sei ritornato in campo, il mister l'aveva detto, Gigi ha una voglia clamorosa di tornare a giocare, e così è stato oggi. Sì, no, vabbè, contentissimo di questa vittoria, di essere tornato. Naturalmente c'è da prendere il ritmo a partita, perché con l'espulsione diciamo sono 4 giornate, però oggi sono qua perché ci tenevo, a nome mio, di Nico, ma di tutta la squadra. È venuta a mancare un'amica in settimana, grandissima tifosa della Torres, e quindi questa vittoria ci tenevo a dedicarla a lei. Ci siamo detti queste cose in settimana proprio con Nico, e ci tenevamo a dedicarle a lei, quindi dedico questa vittoria all'allenamento che purtroppo è mancata, e quindi questa vittoria è per lei. Ecco, un messaggio importante, avviciniamo anche noi, ecco quello che ti volevo dire, guardando appunto la partita da subito, in 20 minuti avete legittimato un risultato, ecco forse questo è proprio un passo in avanti rispetto alla gara di Pesaro. Sì, noi siamo una squadra che stiamo pensando partita dopo partita, sicuramente siamo trascinati da un grande pubblico, siamo trascinati da una grande voglia, ci stiamo godendo ogni partita e cercheremo di dare filo da torcere a tutti, e poi, perché no, sogniamo tutti insieme. Ecco, si è passati appunto dall'obiettivo di migliorare la posizione rispetto allo scorso anno, pensiamo poi dopo partita, ora iniziate a sognare però questo obiettivo. Ma io ho sempre sognato, anche l'anno scorso, 2 anni fa, io sono sempre un sognatore, quindi quest'anno ti ripeto, la squadra è forte perché
in tutti i suoi 28 giocatori veramente è forte, la società ci sta vicino, lo staff con noi è coeso, il pubblico ci spinge, quindi sono tutti fattori che ti portano ad andare avanti ogni giorno e cercare di migliorarsi. Ecco. Ma doppietta con la Vispesa, doppietta oggi, ci hai preso gusto. Magari fare tutte le domeniche. No, ovviamente sono contento della mia doppietta, della prestazione della squadra. Era importante dare un segnale in casa contro una squadra che era da temere, e siamo stati bravi a non farli giocare e quindi abbiamo portato a casa meritatamente la vittoria. Ecco, al termine della partita con la Vispesa hai parlato, il mister ci ha chiesto ha detto che una vittoria è sempre una vittoria anche con un gol al 95esimo. A me però piace chiuderle prima. Oggi l'hai chiusa prima e questo è proprio anche un altro passo in avanti della squadra. Sì, no, siamo partiti veramente forti, li abbiamo pressati altissimi fin da subito, li abbiamo messi in difficoltà, siamo ripartiti sempre con la cattiveria giusta, con la determinazione giusta, abbiamo sempre trovato il passaggio giusto per andare in profondità, per trovare Gigi e Francesco tra le linee e poi li abbiamo messi veramente in difficoltà. Ecco, appunto l'intesa davanti con Gigi e con Rocco sta sempre crescendo, questo è un segnale importante anche e soprattutto in risposta a quanto sta facendo il Cesena miglioramento sul campo del Pescara. Sì, no, mi sto trovando con entrambi, quindi il calcio è una lingua universale, quindi quando c'hai di fianco giocatori forti è facile giocare insieme, quindi ci stiamo tornando bene e speriamo di continuare così. Mister Braglia, oggi una partita ha iniziato in difficoltà, un impatto veramente importante della Torres e poi ha fatto correre la gara così come abbiamo visto tutti quanti. No, ma al di là di tutto noi oggi siamo indifendibili proprio, non siamo pervenuti proprio. Basta pensare che nei primi 8 minuti la Torres ha battuto 10 calci d'angolo e ne ha battuti 7, 8, 10, non lo so. Perciò vuol dire che anche come atteggiamento, come al di là del valore della Torres, che nessuno glielo leva, però noi abbiamo fatto una pessima partita, una pessima figura, almeno per me. Non abbiamo fatto assolutamente bene. Ecco mister, quello che voglio chiedere è come si riparte dopo una sconfitta del genere. Non è che riparti facilmente, devi analizzarla bene, la rivedremo e poi qualcosa dobbiamo fare, perché così sembra quasi che noi veniamo a fare le partite ultimamente fuori casa tanto per farle. Allora, le altre le avevamo fatte bene, questa l'abbiamo totalmente sbagliata e non va bene per niente, perché con la classifica corta che abbiamo devi stare attento a tutto, anche perché le altre squadre sono partite dal basso e cercano di venire sopra. Noi siamo partiti bene, stiamo facendo una fatica fuori casa incredibile, però ripeto, le prime 4 partite che avevamo perse ci siamo giocate, oggi ne abbiamo proprio giocato. Non abbiamo fatto niente di quello che potevamo fare, onestamente. La Torres è una signora squadra, per carità di Dio, giocano, sembra di rivedere il Cesena con le maglie rosso-blu, perché anche loro si chiudono, ripartono, hanno entusiasmo, velocità, hanno tutto, però in campo ci dobbiamo andare anche noi, al di là del valore degli altri. Ecco mister, mi ha servito un assist per la domanda finale, diciamo, che differenze ha trovato? No, queste sono cose che non devi chiedere mai a me, perché io non te lo dirò mai. Sono 2 squadre forti che se la giocheranno fino alla fine sicuramente, io lo auguro. Sì, per come si era messa poi la partita al secondo tempo è un punto importante, ma per l'atteggiamento della squadra, per come ha reagito alle difficoltà, il Sestri è una squadra che comunque gioca bene a calcio e quindi la classifica non è poi così veritiera per loro, però la squadra mi è piaciuta proprio come spirito, come cuore e anche come qualità di gioco nel secondo tempo. Avevamo qualche difficoltà perché ci mancava dei giocatori importanti,
però sono veramente contento per Palomba, per Corti, abbiamo fatto esordire un altro ragazzo della Primavera, siamo comunque un punto importante e soddisfatti per come poi è avvenuto. A proposito di esordi, Gennari, prodotto della Primavera, è entrato bene, si è mosso bene. Sì, era un po' che si allenava con noi, avevo visto un ragazzo che mi ha dato una sensazione di avere grande fame e voglia e non ci ho pensato un attimo nel momento in cui c'era da provare a rilanciare la partita a metterlo dentro e vanno fatti i complimenti sicuramente alla società, al presidente, al direttore sportivo, a Obertan Biagioni, tecnico della Primavera che lo allena tutti i giorni, ma tutto il settore giovanile. Noi siamo una società che lavora con i giovani, è il terzo esordio che facciamo quest'anno, quindi io sto raccogliendo i frutti del lavoro fatto del club. Oggi abbiamo anche fatto 2 reti, quindi, insomma, e potevano anche essere di più. Dessena l'abbiamo visto in una posizione diversa dal solito. È questo quello che intendi quando parli che la squadra può fare cose diverse? Sì, Daniele, avevamo anni fuori, Daniele fuori, quindi qualcosa mi dovevo inventare, visto anche le caratteristiche del Sestri, avevo pensato di sfruttare un po' più Ale Corti per le ripartenze ed esse. Visto che è un uomo molto importante quando si inserisce, uno che ha il senso del gol, di spostarlo un po' più avanti e dargli meno compiti difensivi in fase di non possesso. L'ho pensata così e oggi mi è andata bene e vediamo poi. La squadra, come hai detto tu, sa fare più cose perché ho giocatori bravi che hanno caratteristiche per fare più cose in campo e per me è un vantaggio. E adesso una cosa che ti piace molto, preparare 2 partite in poco tempo. Sì, adesso abbiamo un'altra settimana per poi preparare quel ciclo lì di partite e adesso recuperiamo un giorno perché queste 2 settimane abbiamo lavorato tanto, però poi le scorie te le porti sempre dietro della partita con le Recanatese, a questo punto riequilibri un po' tutto e ci dà nuova fiducia per rilavorare bene questa settimana e preparare queste ultime 5 partite prima della sosta, per noi molto, molto importanti. Siamo nel nostro percorso e quindi ci permette di riappropriarci di un po' di energie mentali sane. Signore e signori, buongiorno dallo stadio Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni. Stanno per scendere in campo le formazioni della Cavese e della Costa Orientale Sarda, Sarrabus Ogliastra. Partita valevole per la 13ª giornata del campionato di Serie D Girone G. Dunque è qui a Cava l'incontro più atteso della D. Sì, si comincia. Il tocco all'indietro è stato di Konaté per questo lungo lancio di Urso e c'è stato il colpo di testa, ottima diagonale su Antonio Loi. Quindi l'ottimo movimento proprio da parte di Sette. Konaté, adesso la percussione di Addessi, tiro di Addessi, centrale, non ci sono problemi per Floris. Continua con questa giocata per il tiro di Scarafoni che va fuori bersaglio. Parte il lancio in profondità verso Sette che gioca molto alto sulla destra. Si sovrappone Konaté. Sette, Addessi, Sette, la conclusione fuori bersaglio di Nicolò Sette. Affermare che era regolare per il calciatore della Costa Orientale Sarda. Ora è andato a vuoto Cogotti, possibilità di attaccare per la Cavese con Addessi. Addessi cerca il cross sul secondo palo, rovesciata di Piazza, fuori bersaglio. La Boreale.
Addessi, Urso, Zenelai che aveva battuto il calcio d'angolo, traversone, il colpo di testa sul fondo. Da Francesco Loi per la rimessa Piras che si carica e poi effettua il lancio verso la nostra area di rigore, il colpo di testa di Serra, poi c'è il tentativo di rilancio, Aloia, la parata del portiere Boffelli su Addessi, prova a chiudere Gallo, Addessi, parte il suo traversone verso Urso, un tocco di mano, calcio di rigore per la Cavese, forza di Piazza, batte con il destro probabilmente Di Piazza, il tiro, traversa di Piazza, non c'era niente da fare per Floris. L'importante è che la Cavese, finito il primo tempo, riesca a rientrare poi nella ripresa più convinta. È finito il primo tempo senza neanche un istante di recupero, 0-0 tra Cavese e Costa Orientale Sarda. Si ricomincia, calcio d'avvio del secondo tempo battuto dai sardi in campionato, parte il corner di Urso, salta Zenelai e colpisce di testa fuori. Ecco lo scambio tra Urso e Addessi, la conclusione, Floris, fuori gioco di Piazza che infila anche in gol, ma al momento del tiro era davanti ai difensori, oltre la linea dei difensori. Poi c'è questa percussione di Scarafoni e il tiro effettuato dal limite da parte dei tifosi di Cava dei Tirreni, il tiro dalla bandierina di Ladu, palla verso Aloia che la colpisce di testa e la manda fuori. Per dire con i centrocampisti nostri, poi attenzione De Montis, vince il pallone, De Montis, il tiro, traversa di De Montis. Ancora la conclusione tentata da Andrea De Montis che poi commette fallo, punizione. Ladu, il sinistro di Ladu sopra la traversa. Calciato bene anche Ladu, loro ci sanno fare sulle conclusioni da lontano. Poi quest'altro di Ladu, attenzione, Piovaccari, il tiro è fuori, Piovaccari. Attenzione, Laconi, parte il traversone di Laconi verso Floris, il nuovo entrato, Floris indietro per Ladu, non rischia la battuta da lontano, sceglie il passaggio, questo non è fallo secondo l'arbitro e c'è ora 7 che prova a ripartire. Foggia, 4 attaccanti della Cavese, parte il lancio di Foggia per Felleca che riesce a controllare il pallone, forza Felleca, disorientato Piras, fai Felleca, tira alto, va a chiudere su 7 la rimessa laterale, si gioca ancora amici sportivi, si gioca ancora, Rana sceglie 7 e adesso è finita, sì, Cavese e Costa Orientale Sarda hanno pareggiato 0-0. Io ho visto una partita molto equilibrata in generale, sai, una partita dove comunque gli equilibri sono importanti, non puoi venire a giocare a Cava contro la prima in classifica in uno stadio che la metà dei nostri giocatori se lo sognava la notte fino all'anno scorso, cioè, noi siamo arrivati qua con un po' di assenze oggi, in campo sono scesi ragazzi che l'anno scorso facevano la seconda categoria, giovani, meritevoli, hanno fatto molto bene, non hanno sfigurato, però ovviamente non potevamo venire qua a fare un assalto all'arma bianca, anche perché siamo molto consapevoli di quelle che sono le nostre qualità, ma anche dei nostri limiti, e onestamente venire qua a regalare campo alla Cavese non era quello che avevamo preparato in settimana. Preparato una partita dove abbiamo pensato a giocare, non penso che abbiamo fatto le barricate, abbiamo avuto le nostre occasioni, loro hanno avuto le loro, hanno avuto loro il rigore, abbiamo avuto una palla molto importante con Aloia a fine primo tempo e una traversa con De Montis secondo tempo, loro poi hanno avuto una palla a gol importante alla fine. Penso che il pareggio sia un risultato giusto e che questa squadra non abbia rubato nulla, con tanto rispetto per la prima in classifica, per i giocatori, per l'allenatore, per il pubblico, per l'ambiente, al quale devo fare i complimenti perché generalmente quando arrivi a giocare in una piazza così vieni insultato dalla mattina alla sera. Abbiamo visto un ambiente molto bello dove si sente calcio, i tifosi che hanno cantato per tutta la partita e non siamo mai stati né insultati
né trattati male, siamo stati messi a nostro agio da quando siamo arrivati e per questo vi ringraziamo. Sicuramente non saremo da meno per caratteristiche e per qualità anche nostre da sardi al ritorno, dove riproporremo la stessa ospitalità che abbiamo ricevuto. Calcisticamente per noi stare là è vivere un sogno, è l'11° risultato utile consecutivo. Abbiamo cambiato un po' strada rispetto all'inizio campionato, dove subivamo tantissimi gol e ne facevamo tantissimi. Le ultime 6 partite per 5 volte non abbiamo preso gol. È un segno di crescita, però adesso dovremo lavorare su ridare un po' di linfa alla fase offensiva, perché oggi è vero che abbiamo avuto delle situazioni, ma a tratti siamo stati troppo lunghi e abbiamo usato poco il fraseggio e il possesso palla. Mister, io la ringrazio innanzitutto per l'appendice di poc'anzi per quanto riguarda l'accoglienza a Cavo. Un'ultima domanda per me: in questo equilibrato girone G, pensa che appunto Cavese o Sarbus possono dire la loro alla lunga anche nella seconda parte di campionato? Ma Cavese senza ombra di dubbio. Noi siamo prestati a questa classifica in questo momento perché non era né preventivata e sicuramente non abbiamo costruito una squadra per vincere campionati, però vi dico che non ci ha regalato mezzo punto nessuno e tutti quelli che abbiamo fatti ce li siamo sudati sul campo. Ovviamente i nostri obiettivi in questo momento sono quelli di raggiungere la salvezza il prima possibile e poi di cercare di buttare dentro ancora altri ragazzi giovani, perché viviamo una realtà molto diversa dalla vostra. Noi siamo un territorio che non è così popolato e abbiamo la necessità di costruirci il futuro con le nostre mani. Però in questo momento ti dico che il secondo posto è più che meritato, perché abbiamo incontrato tutte le squadre costruite per vincere il campionato e contro nessuna abbiamo sofferto in modo palese. Molte le abbiamo battute, quasi tutte. Oggi abbiamo portato via un punto che per noi rimarrà nella storia del calcio di questa società, perché è arrivata una società che ha 1 anno e mezzo di vita, con 3.800 abitanti, secondo me meritatamente ha fatto un punto in una squadra che ha una storia e una tradizione diversa. La caratteristica principale della Cavese, eravamo anche memori della partita che ha fatto a Budoni, dove il primo tempo ha surclassato la squadra di casa, quindi una partenza molto forte da parte loro era da mettere in conto. D'altro canto noi già facendo la scelta del portiere over abbiamo fatto una scelta abbastanza importante, perché la prima partita che giochiamo con l'over in porta volevamo serenità dietro, esperienza, l'abbiamo ottenuta. Visto il primo tempo, tra il primo e il secondo tempo ho chiesto qualcosa in più ai ragazzi perché c'erano gli spazi e poi le due squadre avevano corso tanto su un campo pesante, si vedeva già qualche segnale da una parte e dall'altra di qualche difficoltà a livello atletico. Noi stavamo subendo tanto sui quinti, giocando con un modulo particolare perché abbiamo giocato col doppio trequartista, ma che di trequartista vero poi sostanzialmente non c'era nessuno dei giocatori a disposizione. Loro sono passati a giocare con un attacco, permettetemi, per questa categoria, secondo tempo loro avevano tanta roba davanti, noi abbiamo finito con un terzino 2005 che ha fatto il trequartista. Poi è vero, siamo stati più bravi sulle seconde palle perché abbiamo messo qualche centimetro in più e un po' di brillantezza con Lacconi che ha sostituito Serra, che ha avuto un po' di difficoltà ad ambientarsi alla partita perché non era una partita facile per un ragazzo che l'anno scorso giocava in prima categoria. Andrea Liguori, Sport e Materia. Velocemente, mister, rinnovo i complimenti, veramente è una bella realtà, mi ricorda un po' il Castel di Sangro quando le ha detto un paesino di 3.000 e poche più anime, veramente complimenti per questo piccolo miracolo sportivo che lei sta compiendo in maniera molto adeguata in questo girone. Volevo chiederle appunto questo, la sua società alla luce di questa vicinanza al primo posto potrebbe essere spinta ad avere un anelito di diciamo voler tentare il tutto per tutto e concretizzare il vero primo miracolo magari di poter vincere un campionato e quindi magari nel mercato di riparazione apportare un tasso diciamo qualitativo, esperienziale tale da potersela giocare fino alla fine, oppure non è nei vostri piani? Grazie. Allora, c'è da fare un ragionamento molto semplice per quella che è la nostra realtà. Innanzitutto il calcio è uno sport agonistico dove nessuno gioca per perdere. Quindi quando giochi tutte le partite in qualsiasi campo giochi per vincere, anche se l'avversario
sulla carta è superiore a te, sia come blasone che come potenzialità economica che come tasso tecnico. E noi faremo degli investimenti sicuramente se ci dovesse capitare l'occasione di prendere 2006, 2007 e 2008 in prospettiva del prossimo anno. Lo faremo in funzione del nostro settore giovanile, dal quale noi peschiamo molto volentieri ogni settimana, e quelli per noi sono gli investimenti produttivi, anche perché potenzialmente e a livello economico noi siamo una società serissima che mantiene tutti gli impegni regolarmente, ma non siamo una società ricca, siamo una società fatta di gente che lavora 365 giorni all'anno e lo fa tanti per passione, tanti per volontariato, molti per professione, perché le figure professionali ce le abbiamo in campo e fuori dal campo abbiamo uno staff importante. Però non faremo la rincorsa a fare le aste per prendere giocatori. Poi tra l'altro è un progetto basato sui giocatori sardi, abbiamo il 95% della squadra sarda. Andare a fare un mercato oggi significherebbe rimangiarsi tutte le parole che abbiamo preso, e ti dico anche nei confronti dei nostri partner commerciali che hanno sposato questo progetto, e vorrebbe dire mancare di rispetto. Quindi prenderemo dei giocatori, se dovessero essere necessari, molti giovani, prevalentemente sardi. Assolutamente merita il posto che ha in classifica, ma penso che per nessuno sia una sorpresa che la Cavese sia prima in classifica. Se non ricordo male, negli ultimi 2 anni la Cavese ha fatto campionati di vertice, l'anno scorso ha avuto la sfortuna forse di perdere uno spareggio, struttura importantissima, la squadra è molto forte, composta da giocatori importanti. Noi, sì, ti dico, non ci ha concesso tanto, ma io non ricordo una parata del mio portiere. Se tu me la ricordi... Torres su Adessi all'inizio del secondo tempo. Sì, un tiro da fuori aria, niente di che rispetto a quello che vedi tutte le domeniche. Penso che il nostro portiere oggi, rispetto a tutti i portieri che sono passati qua, abbia passato una giornata abbastanza serena. Se poi mi parli dell'episodio del rigore, è vero, è stato un gran regalo da parte nostra, c'era, nessuno si è lamentato, e probabilmente la presenza dell'over in porta ha destabilizzato un attimino anche chi è andato a calciarlo, però ti dico, 1 centimetro in meno il tiro di De Monti, se entra dentro vinciamo noi. C'è questa rinascita quindi del calcio sardo, c'è uno sviluppo che le squadre sarde, la Sardegna in generale, sta portando avanti, secondo lei, una sorta di rinascita, di primavera sarda nel calcio? Allora, guarda, la realtà in Sardegna rispetto a quella che ormai conosciamo bene, perché tanti anni che facciamo il girone campano e conosciamo qual è la potenzialità della Campania a livello calcistico, ma anche numericamente. Se tu pensi che oggi attualmente noi siamo la 4ª squadra per importanza in Sardegna, perché c'è il Cagliari, l'Olbia, la Torres, poi ci siamo, in questo momento ci siamo noi. E ti dico cosa c'è di diverso, che per poter fare un progetto in Serie D, la Serie D in Sardegna vale come la Serie C nel resto d'Italia. Noi abbiamo creato questo progetto perché è una squadra territoriale, quindi che si apre un attimino a tutti, non avendo una storia, non avendo una tifoseria, non avendo praticamente tanti numeri. Il calcio sardo rinasce solo se ci si unisce. Esatto, questo secondo me sono di... Poi togliamo fuori la Torres, perché la Torres è come la Cavese, ha la sua tifoseria, ha la sua storia, fa 7.000-6.000 spettatori a partita, ha una proprietà comunque importante a livello economico, però anche loro ho visto che hanno cercato di prendere i migliori profili sardi, che possono fare il professionismo ovviamente, ma poi sono andati a fare mercato importante con giocatori Serie C. La Torres ha giocato le prime 10-12 partite senza pensare al minutaggio dei giovani. Sapete che è una cosa che poche società in Italia si possono permettere, solo quelle che puntano a vincere il campionato. Amici di Directa Sport, bentornati a Sassari. È nuovamente tempo di fare sul serio per Sassari Latte Dolce e Trastevere, alla caccia dei 3 punti messi in palio da questa giornata numero 13 del girone G della Serie D. Dovrebbe essere Massimo pronto a battere il pallone verso il centro, arriva il colpo di testa, occasione clamorosa per l'1-0 del Trastevere. È arrivato proprio davanti a Congiunti a colpire di testa Baldari.
Di prima per Fragnelli Baldari, la palla torna dalle parti di Calderoni, poi Oliveira non riesce ad arrivare prima di Traditi, o meglio non riesce a riconquistare il possesso. Alonzi contro Russo, prende posizione il numero 9 Crescenzi, meglio Crescenzo, chiedo scusa, ha sbloccato la partita il Trastevere con Daniele Crescenzo, botta col destro, palla che passa sotto le mani di Davide Congiunti. È 1-0 per gli ospiti, minuto 15, avanti il Trastevere. Massimo, il lancio di Conti, grande sponda di Alonzi e poi ancora una volta di prima Crescenzo per Baldari, altra imbucata perfetta, Crescenzo, doppietta di Crescenzo, 2-0 Trastevere. Ma come gioca la squadra di Venturi? Una ventina di minuti di primo tempo perfetti sotto il profilo della manovra quantomeno. E poi Crescenzo è caldissimo, prima col destro, poi col sinistro, 2-0 Trastevere. Si attacca forte Massimo e porta via il pallone. Traditi, pallone per Alonzi, sponda di prima per Baldari, tanto spazio per il numero 11, prepara il destro Baldari. Credo che la palla abbia anche toccato il palo. Piga allora prova ad allargare le maglie servendo Marcangeli, prova il taglio Oliveira, Marcangeli va verso Muscas, Faye, tentativo di dribbling, palla sul mancino, Faye allarga ancora per Oliveira, possibilità di cross, palla che arriva verso Imo, colpo di testa fuori. Prima vera occasione della partita dopo 25 minuti per il Sassari Latte Dolce. Fischiazzini, parte Cabeccia, centimetri dal palo alla destra di Semprini. Portiere comunque la battezza fuori, ha ragione lui. Grassi. Eccolo il pallone per Piga che prepara il mancino. Il primo tiro in porta del secondo tempo porta la firma di Giovanni Piga. Ancora possibilità per Piredu con spazio, riesce anche a far correre Faye dal fondo. Faye arriva il cross, Santo Vito, poi c'è possibilità per Piredu verso Grassi. Che occasione questa con la difesa del Trastevere che si chiude alla grande. Piga prepara il destro, Piga, Semprini, secondo tiro in un paio di minuti per Piga. Stavolta però è centrale. Alonzi ancora verso Crescenzo, Crescenzo mette palla sul destro, ancora il numero 8 non ha più spazio per il tiro, allora allarga per Traditi, sta arrivando anche Rosatti, il pallone perfetto per il numero 2, entra in area Rosatti, sinistro! E palla larga, 1 metro alla destra di Carboni. Sì, buono il pallone per Massimo, allarga bene per Alonzi dentro l'area. Il numero 9 non accelera, poi va a sfidare Piredo. Arriva anche il cross, colpo di testa. È tutto buono. 3-0 per il Trastevere, il gol di Samuel Calderoni. Tutto troppo facile per la formazione granata. 3-0. Schietto in bocca per Zini che infatti fischia 3 volte, mette in archivio questa partita, vince il Trastevere 3-0. alla fine di una partita, possiamo dirlo tranquillamente, dominata dalla formazione granata. Amici sportivi, buon pomeriggio e benvenuti al Bruno Abbatini di Genzano. Fra poco la Cinzia Albalonga incontrerà il Budoni. Inizierà la partita con il primo pallone toccato da Sartor, il secondo da Pisanu per la Cinzia Albalonga che attaccherà dalla sinistra verso la destra. Attacca ora la Cinzia Albalonga sulla destra con Zitelli, ci pensa, chiede il fraseggio, si gira a Maccaro, grandissima giocata nel breve, poi palla larga, sulla sinistra c'è Doratiotto, cerca un'idea, torna sul centro, calcia in porta con il destro, trova la pronta risposta da parte di Marano. Pisanu, servito con un pallone non facile da gestire, occhio a questo lancio per Spano, si libera in area Spano, arriva tu per tu e calcia, non trovando la porta. Si accontenta della rimessa, forse ha trovato il pallone un po' troppo dietro di Cheran, ora entra in area Maccaro ed è calcio di rigore per la Cinzia Albalonga. Bravo, furbo e fortunato qui Maccaro che ha anticipato il difensore del Budoni. Sartor contro Marano. Parte il brasiliano che segna con un colpo di biliardo all'angolino. E quindi buon lavoro da parte del centrale francese che ora
va ancora in uscita su Sartor che serve Zitelli, palla di ritorno, la mette in area Doratiotto con il mancino, sbuca con un attacco alla Metal Gear. Probabilmente su questa punizione si spegnerà il primo tempo e calcia direttamente in porta Pisanu, che fa soltanto una carezza alla traversa. Si apre lo spazio per l'inserimento di Maccari che vola sulla destra, raccoglie il pallone in zona cross, si prepara al traversone, la mette dentro per Calzone che arriva in ritardo. Si propone ancora in area Maccari e c'è un altro calcio di rigore conquistato stavolta da Doratiotto. Fischia Schmidt. Doratiotto con lo scavetto 2-0, la Cinzia Albalonga raddoppia e chiude la partita virtualmente con il proprio numero 10 che si conquista e segna il calcio di rigore vincente. Sradica il pallone dei piedi degli avversari di Cairano, lo serve sulla destra, in area Sartor, calcia Sartor, addossa al portiere. Pisanu trova ancora Sartor, ottimo il movimento, splendido l'assist per Di Cairano che si muove a destra, la finta, il controllo, va sul mancino, la mette in area, Milani con la testa, sfiora il gol. Pisanu va lui, palla ad uscire, Stefanoni è ben piazzato, palla allontanata, la rimette dentro Giora, occhio a Di Cairano, 3-0, tapin vincente del capitano che concretizza al meglio questa azione di ritorno dopo un calcio piazzato. Protesta il Budoni per un fuorigioco, ma assistente e arbitro sembrano irremovibili. Allontana il pallone in qualche maniera la Cinzia Albalonga, la palla filtra sui piedi di Cappai, prova ad involarsi il 20, duello fisico con Gucciardi, va sul destro, Cappai, area di rigore, Milani di testa, in bocca a Marano, si divora il quarto gol. Su questo rinvio arriverà probabilmente la fine delle ostilità. Finisce 3-0, Cinzia Albalonga Budoni a decidere i rigori segnati da Sartor Camina al 30° del primo tempo e al 6° del secondo tempo da Doratiotto. Poi il 3-0 a chiudere definitivamente i giochi di Di Cairano. Post gara di Cinzia Albalonga Budoni con mister Petrone degli ospiti. Mister, un buon Budoni fino al rigore che vi ha poi in un certo senso tagliato le gambe. È stata una partita per voi negativa sotto il punto di vista del risultato, però insomma in campo c'erate entrati bene, forse a livello di morale prendere un rigore così vi ha un po' davvero tagliato le gambe. Ma guarda, noi sappiamo, abbiamo e spero di risolvere ovviamente per il futuro i problemi di questa squadra. Ai ragazzi oggi, devo dire la verità, a situazioni invertite, le occasioni che abbiamo avuto, le prime 3-4 occasioni del primo tempo che abbiamo avuto, le situazioni pericolose negli ultimi 16 minuti a reparto invertito, parlavamo di un 3-0 per loro dopo 20 minuti. Purtroppo il calcio è fatto figlio di situazioni, però il voler partire bene, se allora l'abbiamo fatto, abbiamo subito un tiro in porta il primo tempo sul calcio di rigore. Evitabilissimo, così come il secondo. Non voglio parlare, non mi interessa, non facciamo di vittimismo, noi dobbiamo lavorare, la squadra ha impattato bene la gara, siamo contenti su questo, è una squadra che ha delle difficoltà e noi dobbiamo lavorare sulle difficoltà. Mister, sicuramente con tutti i problemi che hai trovato, però qualcosa di buono si è visto, ho visto uno Spano in buona condizione nonostante fosse al rientro dall'infortunio, una squadra che insomma ha combattuto tanto, poi si è persa per un paio di ingenuità sui calci di rigore e credo che comunque sia un buon punto da cui ripartire questo atteggiamento, questa voglia dei ragazzi messa in campo nel primo tempo. Assolutamente, ed è quello che gli ho detto a loro dal primo giorno, anziché perdere le partite 1-0 tutti in area di rigore, noi dobbiamo giocare, dobbiamo usare di vincere le partite, perché se si crea la mentalità, tu su 3 partite, ti faccio un esempio, ne vinci una, ne perdi 2, però è meglio vincere una gara con la giusta mentalità e non fare 3 pareggi e non giocando. La squadra oggi è venuta a Genzano a fare la sua partita, a giocare a viso aperto, ha avuto le occasioni, ha avuto delle situazioni di gioco che non ha sfruttato, andiamo a lavorare su questo. È normale che poi una squadra come la nostra, giovane, una neopromossa con problemi di organico in questo momento qua, concedere 15 minuti di gioco all'avversario, perdere concentrazione ci può stare, però poi dopo ecco, Genzano è spietato, c'è una squadra, un organico insomma abbastanza importante in categoria e credo che insomma nell'arco di 90 minuti per quello che ha sfruttato ha meritato la vittoria.
Mister, gioco forza il discorso si chiude sul mercato, come e dove interverrete e cosa serve a questa squadra? No, la squadra va assolutamente completata, sono andati via 2 giocatori, la società già sa tutto, però noi dobbiamo pensare a lavorare. Queste sono situazioni che le vediamo noi internos, ma la squadra va completata perché i ragazzi vanno aiutati, ma lo sappiamo già. Però noi è giusto che oggi lavoriamo sul creare un qualcosa di importante, che per noi qualcosa di importante è raggiungere la salvezza il più presto possibile.